40 giorni dopo l'ultima partita ufficiale disputata, il Santa Venerina torna in campo per cercare una grande rimonta che varrebbe la prima finale di Coppa Italia della sua storia. I rosso-giallo-blu devono ribattare il 4-2 dell'andata contro il Partinico, squadra che in caso di passaggio del turno verrebbe automaticamente promossa in eccellenza. Per fare questa impresa, mister Calvaruso deve fare a meno in difesa dello squalificato Spampinate dell'infortunato Gulli. Quindi davanti a Maniscalco gioca Basile, difensore centrale accanto a Calì, con Zanella a sinistra e Lopez a destra. A centrocampo cabina di regia Daniele Scapellato, e Pisasale e Fabrizio Scapellato ai suoi lati. In attacco Sinatra a sinistra, Mongelli a destra e Carbonaro punta. Un minuto di silenzio per ricordare François Cannone, scomparso settimana scorsa, poi si parte e Partinico attacca sulla destra con Rossomando. Cross al centro per lo stacco di Miceli, pallone alto. Rispondono subito i padroni di casa, Fabrizio Scapellato prolunga a sinistra per Sinatra. Murato da un difensore, ancora Sinatra tiene la sfera in campo. Poi la mette in mezzo, splendido per Carbonaro di testa, che sblocca il punteggio. Ancora un assist di Sinatra, il 26esimo stagionale. Ancora un gol di Carbonaro, il 27esimo. Daniele Scapellato avanza palla al piede. Fermato da Miceli, senza fallo per il direttore di gara, recupera York. Il lancio per Rossomando con la coscia, si allunga Maniscalco che ci mette una pezza. Busumano cerca Cannavò, spalle alla porta. Lavora bene, poi scrozzo di prima per Rossomando, imbuca per York, posizione regolare, York e il mancino, fuori di poco. Basile ha spazio per impostare, vede il movimento di Mongelli, lo serve, ottimo di prima intenzione e suggerimento per Carbonaro in aria, Carbonaro davanti a Diouf, Carbonaro col destro, in bocca al portiere. Battute finale del primo tempo, Basile alza un campanile. Lottano Rossomando e Daniele Scapellato, raccoglie Vizzosero dal limite, grande risposta di Maniscalco. Calì serve vicino a sé Fabrizio Scapellato. Scapellato alza la testa e va in profondità da Carbonaro. Carbonaro e pallonetto sull'uscita di Diouf, fuori di un soffio. Subito un cambio in attacco e ne via di ripresa per mister Calvaruso, fuori Mongelli, dentro De Leonardis. I rosso-giallo-blu prendono immediatamente il pallino del gioco nel secondo tempo. Daniele Scapellato per Fabrizio Scapellato. Va in profondità per De Leonardis, il taglio da destra, De Leonardis, posizione regolare, il controllo De Leonardis col destro, si salva in qualche modo Diouf. Basile va al lancio lungo nella zona di Carbonaro. La torre per De Leonardis, spalle alla porta, assist per Sinatra. Sinatra prolunga per Pisasale, una finta. Pisasale atterrato da Miceli in aria. L'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei giocatori del Santa Venerina. Rivediamo il contrasto tra Pisasale e Miceli. 68esimo, punizione interessante per i padroni di casa. La batte Sinatra sul palo di Diouf che sbaglia l'intervento. Sinatra ne approfitta e firma il 2-0. 26esimo gol stagionale, il quinto in Coppa Italia. Qualificazione adesso in parità. Ultimi minuti della partita, si fa sentire la stanchezza. Avanza Rossomando a destra, filtrante per York. York in diagonale, colpisce il palo. Poi arriva Miceli, mostruoso intervento di Maniscalco che salva la sua porta. Secondo cambio per mister Calvaruso, fuori Calì, dentro Bonaccorso. Dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio. Saranno i calci di rigore a decidere chi tra Santa Venerina e Atletico Partinico andrà in finale di Coppa Italia. Comincia il Partinico la lotteria dagli 11 metri. Parte Scrozzo che spiazza Maniscalco e porta in vantaggio i suoi. Primo rigore per la squadra di Calvaruso, lo batte Sinatra, centrale imparabile per Diouf, 1-1. È il turno di Vizzosero. Vizzosero tocca Maniscalco ma non basta, è 2-1. Il prossimo è Fabrizio Scapellato, va Scapellato implacabile, non perdona il numero 8. Rossomando per il Partinico, Rossomando fermato da Maniscalco che pare il primo rigore della partita. De Leonardis per i padroni di casa, va De Leonardis che spiazza Diouf e porta in vantaggio il Santa Venerina 3-2. A dischetto si presenta Accardo, va Accardo ancora, Maniscalco gli dice di no, protagonista assoluto di questa serie di rigori. È il turno di Pisasale che in caso di gol manderebbe i rosso-giallo-blu in finale. Va Pisasale che batte il portiere, regala l'accesso alla prima finale di Coppa Italia promozione della storia del Santa Venerina. Con una grande prestazione e una super rimonta condita da tanto cuore, la squadra di Calvaruso ribalta i pronostici della vigilia superando l'Atletico Partinico. Domenica sarà già tempo di finale, il Santa Venerina affronterà al suo bello stadio di Messina un fortissimo rivale. L'Acragas che oggi ha eliminato il Priolo e che ha già conquistato il pass per l'eccellenza battendo nella finale playoff il Valderice. Sarà sicuramente una finale di Coppa tutta da guardare.